Io sono Elisa Scalchi, coordinatrice provinciale Campagna Amica Vicenza. Campagna Amica è quel pezzo di Coldiretti che parla ai consumatori, è il brand di Coldiretti che parla ai consumatori attraverso i punti Campagna Amica, che sono le aziende agricole che fanno vendita diretta, i mercati, gli agriturismi, le fattorie didattiche e a breve anche le fattorie sociali. In questo progetto, il progetto della misura 16.4 del PSR, che ci vede proprio qui dentro nel luogo dove abbiamo creato le sinergie più importanti di questa misura 16.4, sono stato il coordinatore e l'animatore del progetto, quindi trovare le aziende che volevano unirsi, spiegare le dinamiche, partire dalla stesura progettuale e poi via via l'avvio del mercato e l'avvio di tutte le attività promozionali. Ma è un percorso che è nato proprio perché c'era una volontà dei cittadini di avere un luogo nel centro della città dove la campagna potesse essere trovata tutti i giorni, o meglio tutte le settimane. Questo progetto ci ha dato modo di guardare oltre, di non fermarci alla modalità mercato normale. Noi per esempio a Vicenza abbiamo 14 mercati, ma questo progetto, questa modalità di rete di vendita ci ha permesso di guardare oltre, di andare a vedere anche delle dinamiche che magari a volte lasciamo inesplorate. Questa risorsa è servita proprio come start-up, è stata una start-up per permetterci di trovare un luogo, una location per esempio. Ci ha permesso per esempio di gestire la parte organizzativa, ci ha permesso di trovare risorse e modalità di copertura per quelle che sono le spese vive. E l'altra cosa importante è avere dalla propria parte il tessuto territoriale fatto da enti pubblici, associazioni, il territorio che riconosca il tuo valore. Perché essere in questo luogo per noi ha significato anche rivalutare una zona. Quindi guardarsi e confrontarsi con gli altri, perché a volte le risposte di uno possono essere la risoluzione del problema di un altro.